sai cosa che mi ricordo di te, prima di cantare? Quando eri a casa, che mi chiamavi al telefono e dicevi Gianni vieni, ti sto aspettando, passiamo 5 minuti insieme. E io venivo da te e tu dicevo so come stai, tu stai facendo tutto ok. Dove sei stato? T'ho visto, sai cantare. Ti ricordo no? Poi tu mi dici a me, tu mi dici a me, amico mio, ti voglio dicere una cosa, pure a me. Tu mi dicevi, mi piace cantare. E dicevo, aspetta, non dico, ma non fammi sentire cosa canti, cosa canti. E tu mi dici, tu per me già sei importante. Sei più bella tu. E mi hai regalato una canzone di Fabrizio Ferri, mi hai regalato. E io ti dissi io, Mizio, come sai che hai una bella voce? Ma questa è storia, è verità. Questa è verità, non sono... Vedi come fa? Che casi non ha? Che soldi, buonasera ragazzi! Dopo le ore dice buonasera. Condividiamo tutti quanti insieme, condividi sulla pagina di Giovanni. E poi un giorno mi disse, vero è, mi ha dato un foglio, Io parlo così, si scade così. Comunque nel quel foglio c'era scritto così. Quando non pensa che sto cazzo. Guardi com'è, è strano. E lui spalletta per questo. Ma che tu me? Qualche 5.000 euro sulla mi presti, direi. No, ragazzi, però ma cantare siamo a 1100, non sto scurando. Vai, cantiamo, facciamo. Amici, condividiamo, scusate. Dove il sole non c'è mai, dove niente troverai. Sì, ma sta cosa che stai facendo si può dire? Questo singolo? Sì, già l'ho annunciato. Ah, già l'hai annunciato? Ma io quando lo sentirò questo brano? Ora lo faccio sentire, lo stiamo missando, però vogliamo annunciare la data di giorno... 18 insieme, siamo importanti. Pandosiani riuniti. Ma che stiamo salendo amici, condividiamo, siamo 1300 persone. Riuniti che il 18 aprile. Però ci dobbiamo regalare qualcosa, così saliamo, no? Siamo 1300, non so poi. Cosa gli possiamo regalare? Una cosa bella, speriamoci una cosa bella. Una cosa bella sono qui. Io sono più belli di faccio, sei più giovane, ecco, sei più alla moda, sei più all'avanguardia. Ragazzi siamo 1400, condividiamo e vi regaliamo 10 minuti di furore. C'è una bomba di sesso, guarda. No, volevo cantare una canzone che non è né mia e né tua, perché poi gli sembra che noi facciamo solo per farci la pubblicità, che noi non abbiamo... Ma non ce ne interessa. No, ma faremo una canzone che tu, ma di qualsiasi, voglio dire... Dite voi che canzone volete sentire? Gianni, fai correre Valentino. Corre Valentino, come sai passato tu, però questa ora c'è da allora, non mi torna dire tu. Nico, ma quanti ce n'hanno detto la signora Spinello? Ma sì. Oh! E pensa a te che sta lontano. Non sa come soffro per te, dopo non volevo come premassa addosso a tu. A te che canzone mi è più bella, non mi devi chiamare, non mi riesci, non mi scordare tutto di sti canzoni. Ma la giornata vuole stare lontana, c'è il maestro Santo Lucino. Capito? No, dice, ma che fanno sempre le stesse cose? Però facciamo così. Il buon Santo Lucino, la sera. Quando siamo incontrati. Esatto, quando doveva religioso. No, cose nuove che ancora non sono neanche nate. Questo coso, certo, come no? Vieni, tocca un tasto, però no, che tocca? Tocca un tasto, vieni. Ragazzi, allora, Peppe, un vecchio successo del maestro Giovanni Rezzosi, di cui hai augurato tu, che lo dedichiamo live. Mi piace.
ma cacciava, ma ne va a vedere di stasera, ma ma metti scorno quando torno a casa e ti vengono a pigliare. L'anello se ne Ma non va. si accorge che t'ha giocato. Ma questo è il vocabolo che usa Gianni, non fanno quelle parole Fa vedere Di notte, solo di notte, solo di Giulietta, un bacio alla famiglia Finocchiaro. Sì, siamo finocchiati. Sai che ho visto l'intervista della figlia con Red Ron? Ah sì, molto brava. E con Roberta, ammiravano più, c'erano Facchinetti, e ammiravano più il movimento e la tecnica che aveva nel suonare la chitarra, in quanto la voce, una cosa molto strana, una voce molto strana, molto genere, però guardavano il movimento come suonava lo strumento. Sì. Brava Roberta, però loro non sapevano penso da papà che non sapevano da quale famiglia discendeva, ma noi in Sicilia sappiamo tutti chi è la famiglia Finocchiaro. Qui salutiamo, andiamo un a bacio. parte adesso, poi lui è un grandissimo arrangiatore, secondo me forse il più grande, lo posso dire. Parliamo di Salvo Finocchiaro. Salvo Finocchiaro mi ha fatto degli arrangiamenti tipo non saprai mai quanto mi costa passare una vita ma senza di te. Ma tanti, ma a te ti ha arrangiato mai qualcosa? Sì, Angelo mio mi ha fatto. Poi dobbiamo dare però anche merito al proseguo, Mario Parisi. Mario Parisi diciamo che è stato una mia scelta nel farmi gli arrangiamenti. Il proseguo. Poi ho visto che se la cavicchiava. Ti ho detto da oggi in poi farai il mio arrangiatore. Mi ha fatto e il mio pianista. quasi 2 album, mi ha fatto a memoria Parisi. Sì. Salutiamo a Mario, un bacio. Mario è stato quello che ha inventato l'introduzione di numero 8. Il pianoforte distorto della Questa è una frase sua, questa è una frase meravigliosamente poi amore ma smuovo tutte bene chiamando sei tu. Questa cosa l'ho voluta fare un po' più diversa. Visto quando siamo che qua prendono lì con un sound diverso. Non te l'ho detto mai, non te l'ho detto mai morire. Mario Parisi ha arrangiato delle belle cose. Posso parlare? Vogliamo parlare un po' di Pandosiani. Io sto andando a missare, sto continuando. Missare sapete cosa significa missare, no? Missare vuol dire mettere a posto i suoni. Vabbè, ma mai Poi c'è il reverbero alla Vezzosi, il reverbero alla Vandetta. Poi siamo sempre Vezzosiani, il reverbero alla Vandetta. No, c'è lei. Quando sai cosa voglio dire in diretta? Che sei rimasto sempre quello che mi chiamava e io venivo a casa con la mia tastiera. Io sono Moruno. Sei rimasto sempre. Ma no, perché se eravamo siamo in diretta. Ma non quando ci vediamo a Catania. Anzi, lui mi vuole bene quando ci vediamo fuori da Catania. Lui si permette di venirmi all'hotel a svegliarmi. Mentre gli impresari dicono: no, non lo svegliare che Vezzosi si offende. No, con me non si offende. È l'unico che può bussare la porta. Chi è? Pandetto. Bastardo, ed è rimasto. Ma che può dire a fare? Oh, ma tu ci pensi a fare? Si rimase sempre lo stesso, perché ne tanti anni fa. A me se la stai inventando, ragazzi. Ti piaceva cantare e veniva a casa tua. E suonavo come te, fammi che sta pochi stati, non forniva mai cantare. E fu Pandetta a chi lui ora, e pochi fatti, t'ho visto cantare. A 19 non si autostrada, si testimone sta celebrità, sai quanti voti d'estate vendiamo?